Ho già detto alla mia squadra, testa bassa a lavorare, perché essere in finale non significa aver vinto, noi ci poniamo sempre obiettivi ambiziosi. Non abbiamo ancora vinto nulla, dice il sindaco Mario Conte, ma ritrovarsi tra le 10 città italiane finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2026 è già di per sé un successo. L'annuncio in mattinata direttamente dal Ministero, che ha pubblicato la selezione della giuria. Treviso, con il dossier I sensi della cultura, è dunque nella decina finale insieme a realtà di pregio come Alba, Gaeta, L'Aquila, i comuni della Val di Chiana, Rimini, Maratea e ancora Agnone, Latina e Lucera. Credo che questa soddisfazione di essere entrati in finale debba diventare uno spunto per creare una sorta di stati generali della cultura trevigiana, proprio per far sì che questo sia un motivo di approfondimento, di crescita, di condivisione, di far squadra, con l'obiettivo certamente di vincere, però già arrivare tra le prime 10 con delle escluse anche importanti. Penso che per esempio Lucca non è riuscita a entrare nelle prime 10, sia davvero un motivo di soddisfazione. Dobbiamo cogliere questa grande opportunità, ribadisce Conte. Gli stati generali che invoca il sindaco sono una chiamata a compattare le fila nei prossimi 3 mesi, quelli decisivi. Il 5 marzo c'è l'audizione a Roma, che il sottoscritto insieme a una delegazione dovrà andare ad illustrare il dossier, che è un dossier davvero molto bello, completo, che parla di arte, bellezza, musica, di luoghi, di sostenibilità, di ambiente. Insomma, è un dossier particolare che richiama i sensi umani declinati nella cultura. La proclamazione della Capitale della Cultura 2026 avverrà invece entro il 29 marzo.